la Freedom Tower, la torre della libertà, che poi non è la statua della libertà, ma non è neanche cioè nel senso, sono le ex torri gemelle, che è diventata una cosa sola, giustamente. Ma vogliamo parlare dell'Inter? Voi vi siete iscritti? Sì, lasciate il like. Parliamo dell'Inter. E insomma, amici bellini, questo è ovviamente, c'è poco di cui di Napoli si parla poco, ma la nostra testa è tutta concentrata sull'Inter, mi pare evidente. Quindi benvenuto Antonio Albano. Sarai tifoso del Napoli, sarai tifoso di altre squadre, non lo possiamo sapere, faccelo sapere nei commenti. E magari qualcuno potrebbe capitare su questo video per caso, perché magari voleva sapere della Coppa Italia. Noi ce la siamo vista. Lasciate un like per far girare, perché non ci sono notizie di Napoli che tu dici fammi cercare questo argomento ed esce la cosa. No, noi dobbiamo cominciare a fare delle ipotesi, e io mi sono scritto un paio di cosette sull'Inter che abbiamo guardato ieri, e vedevo già anche nel gruppo degli abbonati che si sta parlando molto di tattica, di ipotesi per quanto riguarda il Napoli, questa cosa del centrocampo a 3, Anghissà, far giocare subito Koulibaly, sono tutte cose molto interessanti, i famosi dilemmi, ecco il dilemma di Spalletti. Però con un Amrabat io comincerei a guardare un attimo l'Inter. Mi sono scritto delle cose guardando un pochino la partita di ieri, dove sinceramente mi è sembrato che l'Inter, che poi è andata in vantaggio cioè la prima cosa è gol Dzeko, cioè la prima cosa da scrivere è quella. La Roma che sembrava fare un giro palla nei primissimi secondi, l'Inter è stata là, appena la Roma ha fatto un errore, Perisic, in triangolo con Sanchez, cross perfetto e tiro al volo di Dzeko, gol, boom. Dopodiché hanno anche spinto l'Inter nel primo tempo, cioè la traversa di Barella che sta ancora tremando, poi ci sono stati un paio di colpi di testa facili da parare, prima di Skriniar poi di Dzeko, la fisicità, ecco perché il discorso Anghissà diventa interessante. E poi che mi sono scritto che Brozovic si abbassa, e questa la vedremo come situazioni. Poi c'è stato un tiro di Zaniolo parato, insomma anche mangiato perché glielo tira proprio addosso, la Roma non pressa tanto e poi esce Bastoni nel primo tempo. Quindi c'era questa situazione qua, ovviamente Sanchez che gira intorno a Dzeko, ma lo stesso Dzeko è uno a cui piace venire incontro, smistare il pallone, c'ha un controllo che alle volte dici vabbè l'ha persa, e non l'ha persa, e in qualche modo riesce a mantenere gli avversari a distanza, a girarsi, e poi partono tutti. Quello che mi sono scritto è: sì, Brozovic si abbassa per far partire l'azione dal basso. La Roma non stava pressando tantissimo nel primo tempo, e quindi si viene a creare questa situazione qua dove i due braccetti si allargano addirittura, e siamo quasi in una situazione di 4-4-2 in inizio, in fase di possesso. Però c'è anche da dire che c'era Skriniar invece di De Vrij al centro, e quindi sappiamo che Skriniar, io ho un'opinione di Skriniar molto particolare e decisa. Secondo me uno dei difensori più goffi proprio fisicamente, il modo in cui corre, il modo in cui tocca il pallone è goffissimo, ma è di un'efficacia incredibile, cioè si mette davanti a schermo eccetera eccetera. Abraham è riuscito a saltarlo una volta, è goffo ragazzi, ma ti crea difficoltà fisicamente, è tosto, è tignoso, è forte, però è goffissimo, e far partire l'azione da Skriniar non è il massimo. Infatti quando insomma l'Inter al completo di solito ha Bastoni, De Vrij al centro e Skriniar sulla destra. Skriniar sulla destra anche fa il discorso del braccetto che spinge un pochino, con quella goffaggine, bisogna dirlo tranquillamente. Quindi Brozovic si abbassa ad aiutare, e ha continuato a farlo in realtà anche quando Skriniar è passato a sinistra ed è entrato De Vrij al posto di Bastoni, l'infortunio alla caviglia. L'avremmo comunque non visto con il Napoli Bastoni per la squalifica, e quindi abbiamo visto questa situazione qua con Brozovic che si abbassa, ed ecco che possiamo cominciare a pensare: mettere un uomo su Brozovic, metterci Zielinski. È facile pensare quello, se Zielinski sarà il trequartista potrebbe essere questa la soluzione. Ovviamente per il Napoli ragazzi si fanno delle ipotesi, io insisto
È una partita sicuramente emozionante, sicuramente esaltante, di altissima classifica. Non deve essere la partita della vita, non è una finale. Non è una finale di niente, perché se il Napoli perde sta semplicemente bissando quello che è stato il risultato dell'andata. Quindi se il Napoli poi fa il suo dovere in tutte le altre partite, bene o male quei 39 punti li fai. È chiaro che devi migliorare, perché abbiamo perso 2 punti pareggiando con la Juve e non vincendo con la Juve, quindi siamo a -2. Dobbiamo recuperare dei punti. Le notifiche: non siete iscritti al canale Telegram. Se mi arriva la notifica vuol dire che non siete iscritti al canale Telegram. Iscrivete, vi siete dimenticati il like? No, vedi un attimo. Insomma, -2 perché la Juventus, ma poi vogliamo battere l'Empoli, vogliamo battere lo Spezia, magari col Verona, il pareggio, il Sassuolo, eccetera, eccetera. Quei punti là li dobbiamo recuperare senza poi inciampare nelle partite che abbiamo già vinto. Vedi la Lazio, vedi il Cagliari, attenzione il Milan, e quindi attenzione lì. Però io per questo me la giocherei proprio all'arma bianca, proprio aperti, proprio Mertens Osimhen, vai. Anche perché non è sbilanciato mettere Mertens Osimhen. Io questo vorrei far capire a voi amici bellini, che secondo me l'avete capito già. Spalletti sicuramente lo sa già. Ci sono altre dinamiche, bisogna vedere ovviamente una questione di equilibri, anche di equilibri di spogliatoio. Qualcuno mi diceva anche una cosa, ci sto riflettendo: non mettere troppo sotto i riflettori Mertens, perché poi se ci devi rinunciare non lo puoi rinnovare, far diventare Mertens 150 non ci voglio pensare a questo. Però Mertens e Osimhen possono creare insieme molte difficoltà, perché ti serve la fisicità di Osimhen lì a lottare con quelli là, e lo sappiamo, ma un Mertens che gli gira intorno potrebbe creare grandissime difficoltà anche nel primo pressing. Quindi non ci sarà D'Ambrosio. Facciamo conto che qui ci vedremo un Di Marco che è in vantaggio su altri per giocare al posto di Bastoni. Qua ci sarà De Vrij, vabbè, c'è scritto già, e quindi la situazione sarà questa. Magari al posto di Vidal ci possiamo ritrovare Calhanoglu, Calhanoglu, e al posto di Darmian un Dumfries che creerà tantissime difficoltà, speriamo di no, ma la sua fisicità, la sua corsa, il suo attacco potrebbe mettere in difficoltà chiunque sarà il terzino del Napoli. Mario Rui, adattato JJ con ritorno di Koulibaly al centro, oppure ti giochi la carta Thuram, vediamo se ci sarà Insigne a tutta fascia. Insomma, tutte delle situazioni importanti e anche imprevedibili da questa parte. Al posto di Sanchez possiamo immaginarci un Lautaro, perché quella storia dello sputo, lo sputo non si vede, ragazzi, e io ho guardato, lo sputo non si vede, potrebbe essere un figlio di puta, ma c'è stata una multa e quindi probabilmente Lautaro ci sarà. Poi ho sentito anche Marotta che dice che forse fanno anche ricorso per avere Inzaghi in panchina, perché poi il calcio è l'esercizio del potere, e Perisic sta facendo delle cose incredibili, ragazzi, su questa fascia. Terzino puro, sacrificio, ambidestro, non sai come prenderlo. Di Lorenzo, aiutaci tu, perché se si allarga così può arrivare fino in fondo e crossare col sinistro, se ti punta può andare sul destro e tirare in porta. È veramente l'arma in più di questa Inter, che poi ha preso anche Gosens, ma intanto questo Perisic, anche se Gosens fosse disponibile, è impossibile da lasciare fuori, perché sta facendo l'ira di Dio. Magari non hai 90 minuti nelle gambe, ecco perché questa partita secondo me sarà una partita di pazienza. Bisogna avere pazienza sul lungo, perché tutti stanno parlando un pochino anche dei cambi di Inzaghi, che Inzaghi magari comunica un pochino di ansia nei finali, un po' nei finali di campionato, ci dicono i tifosi della Lazio, e magari anche nei finali partita dove succedono delle cose. Insomma, ci vorrà tanta pazienza, ci vorrà non ti disunire Napoli, non ti disunire, continuiamo a sognare. Nel secondo tempo succede ben poco, la Roma ci prova qualche tiro dalla distanza, ma mi è sembrato che con il minimo sforzo l'Inter non si sia nemmeno dovuta stancare più di tanto. Il gol che fa poi Sanchez, una bomba, un bolide proprio bellissimo da vedere, proprio imparabile. E questa è la situazione. Ragazzi, sono forti fisicamente, ma sono anche molto dinamici e attaccano l'area in tantissimi. Se noi riusciamo anche ad impostare qualche contropiede,
quindi giocatori veloci, recupero palla. Ecco perché l'idea di Bobotta non è sbagliata, di confermarlo. Però bisogna giocare più verticali. Spalletti ha cominciato a dircelo già con Venezia. Hai palla, lancia Osimhen. Osimhen deve giocare perché puoi mettere in crisi questi qua proprio quando un Di Marco accompagna molto, proprio in una situazione così dove stanno attaccando in tanti, no? I quinti, che magari quindi anche Dumfries vuole chiudere l'azione, un Di Marco che aiuta la manovra e si può creare questa situazione qua. Se tu recuperi palla in questa zona, se prende palla Bobotta, fallo, un lancio. Demme ce l'ha di più, mi sembra che Demme lo fa di più distinto, la verticalizzazione in avanti, l'abbiamo visto l'anno scorso. Bobotta sicuramente ha la capacità balistiche anche di farlo, sta comodo nello scambio stretto, nel passaggio corto, anche perché ha Fabian vicino. Fabian sicuramente ha le capacità di fare lanci lunghi e di pescare poi i movimenti dei nostri attaccanti. Io credo che per ora ci fermiamo qui, perché poi oggi ci sono altre partite secondo me interessanti da vedere. Ci sarebbe il Milan, purtroppo noi nella Coppa Italia non ci siamo, però non fa niente, noi adesso concentriamoci su questa partita dell'Inter. Stanno cambiando anche i miei impegni lavorativi, avevo avuto paura, vi avevo accennato che forse non riuscivo a vedermela, probabilmente riuscirò a vedermela, non so se riuscirò a postare reaction o se devo scendere prima o se riesco ad andare live. State tuned anche sul canale Telegram, perché potrei andare live su Instagram, per esempio, potrei andare live dalla metropolitana, veramente non si sa. Statemi vicino e guardiamoci nell'anima e vediamo di capire se questa Inter si può affrontare senza ansia, però, perché se la affronti con l'ansia ti distruggono. Invece no, con calma, giro palla, li fai stancare un pochino. Anche loro non fanno un'aggressione proprio tremenda. Ci sono alcuni giocatori che per loro natura ti attaccano di più, ma non fanno un pressing tremendo. Quindi vediamo, speriamo di vedere una bellissima partita da New York. Valerio Fluido è tutto, tra un po' io me ne vado a Radio Kiss Kiss, dopodiché ci sarà la live del mercoledì su Caffè Napoli TV. Ma che volete di più? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.